Ed eccoci qui, ci siamo ricollegati, riprendiamo la linea da questa bellissima cucina della Greci. Qui con me è lo chef che abbiamo già conosciuto, Carlo Spinetti, però ci ha raggiunto anche Filippo Tedeschi, che è il direttore canale Industrie e Private Label per la Greci, perché parleremo un pochino anche di come cambiano i consumi. Loro, lo sappiamo, si rivolgono non all'utente finale, non al consumatore, ma al mondo della ristorazione, però comunque delle tendenze ci sono e sono importanti. Però adesso è arrivato il momento clou, il momento della pizza. È un classico, quando si parla di pomodoro non si può non parlare di pizza. Che cosa ci prepari? Allora, prepareremo una pizza molto semplice, totalmente vegetariana, visto che è un altro trend di cui tanto si parla. Utilizzerò come base per questa pizza una delle nostre polpe storica, quindi la polpa chef fine, con una consistenza molto vellutata. È un prodotto che consigliamo nel mondo pizza proprio per la sua concentrazione di colore, di gusto e poi nel mondo delle basi, quindi che è un altro settore in grande espansione, ci aiuta nella cottura perché c'è poca separazione di acqua. Ah, ok. Quindi c'è anche un vantaggio proprio al momento della cottura. Poi vado a schizzare questa passata di pomodori gialli, che è un prodotto di tendenza. Andremo quindi a completare questa base rossa con questo mix di due pomodori che ci danno cremosità e condimento all'impasto. Poi fuori dal forno completeremo con altre due chicche. Certo, dal punto di vista del gusto, i pomodori gialli sono un pochino più dolci, hanno un gusto più delicato del Allora, pomodoro rosso? intanto si parla di pomodorini, quindi si parla di un datterino che ha una polpa, una consistenza differente da un pomodoro ramato classico da polpa. Sicuramente in purezza è più acido, poi in cottura diventa molto più dolce perché ha un brix che è più elevato, quindi sembra una marmellata di pomodoro. Benissimo. E poi anche, beh, ovviamente, ecco, un goccino d'olio glielo Un filo mettiamo. d'olio, andiamo in forno e poi completiamo in uscita con altri prodottini speciali. Benissimo, allora intanto che la pizza si cuoce, e visto che abbiamo già anticipato quella che è come cambiano, come stanno cambiano i consumi dell'utente finale, cambiano le esigenze però anche del mondo della ristorazione. Esatto, come diceva Carlo, negli ultimi anni la tendenza è stata quella di spostarsi su dei prodotti ready to use e quindi su delle polpe fini, soprattutto in Italia dove il prodotto deve essere tal quale perché l'utente italiano apprezza la qualità del prodotto, quindi se un pomodoro deve essere buono già dal campo e il risultato che si ottiene poi in cucina è assolutamente ottimo. E quindi ci siamo spostati dal pomodoro pelato dove necessita poi di una seconda lavorazione in cucina perché solitamente poi il pomodoro pelato va frullato e quindi poi dopo può essere utilizzato a un prodotto, come diciamo pronto, prima ready to use, dove il prodotto è assolutamente pronto, quindi si prende dalla nostra latta o dal bagging box ed si può mettere direttamente sulla pizza. Mentre per dire all'estero la tendenza è quella sempre di un prodotto di qualità come il prodotto italiano, dove appunto all'estero insomma la facciamo un po' da padrone, ma dove per mancanza un pochino di cultura e anche di professionalità si usano anche dei prodotti già ricettati, dove l'intervento dello chef è diciamo proprio assolutamente quasi ridotto a zero e quindi la tendenza soprattutto all'estero è per esempio delle pizze sauce aromatizzate o prodotti con aggiunta di altri ingredienti. Beh, certo, la cultura del pomodoro è più nostra, i nostri chef sanno assolutamente come trattarlo, anzi, forse un pochino se ne hanno a male, se c'è già troppo lavoro fatto a Esatto. monte, sicuramente all'estero le cose cambiano. Ecco, lei ha fatto anche un riferimento a quello che è la latta, ma anche alle nuove confezioni. Esatto.
Ormai proprio negli ultimi anni c'è stato veramente un'inversione di tendenza e dove la richiesta da parte dei nostri clienti, quindi clienti professionali, è quello di un imballaggio flessibile dove una volta utilizzato il prodotto anche lo spazio di ingombro sul discorso anche dello smaltimento è tutto molto più facile e semplice e anche da un punto di vista proprio dell'impatto ambientale perché ovviamente un bag in box ha un peso di una trentina di grammi più o meno, mentre una latta di banda stagnata ovviamente è molto più pesante e quindi a livello anche di trasporto e quando si va all'estero dove il trasporto incide ancora di più, sicuramente ha un impatto più basso e quindi è molto più conveniente anche per il nostro cliente, ma ripeto, anche per un discorso ambientale. Quando si parla di estero, per greci che cosa si intende? Allora, il mercato estero per Greci è assolutamente un mercato molto importante perché fatto 100 il fatturato di Greci più o meno il 35-40% andiamo all'estero, quindi è un fatturato importante, vendiamo un po' in tutto il mondo, abbiamo clienti in Australia, Giappone, veramente Far East, Stati Uniti, Canada, siamo un po' ovunque, Insomma, il quindi pomodoro italiano lo portate dappertutto, in tutto il assolutamente, mondo. assolutamente. Assolutamente. Bene. Anche perché il pomodoro vale circa il 50% del fatturato della Greci, Certo. quindi ha proprio un impatto importante. Il profumo, ma Sì, però a noi arriva, vabbè, è meraviglioso. stupendo. E adesso vado a chiudere questa pizza vegetariana con due ingredienti speciali. Sono due prodotti, sempre pomodoro rosso e pomodoro giallo, uno a cubetti, uno a spicchi. Sono stati prima asciugati in uno speciale forno, che è una nuova tecnologia che abbiamo messo a punto, per poi essere messi in conserva con pochissimo olio e basilico. Quindi sono dei pomodori asciugati di nuova tendenza, molto dolci, molto carnosi, che si vanno un pochino a differenziare dal solito pomodoro secco e dal pomodoro semi-dry che ovviamente non spariranno mai dal mercato perché sono... Però insomma, qualche idea in più. Prego, Ok. facci vedere Vado come procedere. semplicemente a posizionare qualche pomodoro giallo, molto apprezzato anche nel mondo delle insalate, anche dei primi piatti, devo dire, dà il gusto meraviglioso del pomodoro senza andare a chiazzare il sugo. Quindi Perché anche l'occhio vuole la sua parte, oltre al palato. poi andiamo a mettere un po' di cubetti. Per crostini, per primi piatti da utilizzare all'interno di impasti, quindi per fare delle focacce, del pane, già con la presenza del cubetto di pomodoro al suo interno. Proprio il fatto che sia così asciutto, così carnoso, ci dà una d'utilità più migliore rispetto alle referenze semi-dry. Vado a concludere questa meravigliosa pizza dedicata al pomodoro con un ingrediente meraviglioso della cucina italiana che è il peperone crusco, il peperone di Senise GP crusco, quindi già fritto e già condito. Lo vado semplicemente a sbriciolare. Che spettacolo, questi veramente ci raccontano la Basilicata, i peperoni cruschi, eh? Poi vado a dare una nota salina e di sapore con dei capperi essiccati, quindi sono dei capperi croccanti che vado a sbriciolare e ad utilizzare sia come parte cromatica che come avete visto non ho utilizzato sale in questa preparazione, quindi vado a dare forza e carattere alla nostra pizza con questi capperi croccanti. Immancabile sono La le fogliolina. da buon ligure non posso non utilizzare il mio basilico, quindi e la nostra pizza è pronta. Ecco, questo
vuole essere un esempio di utilizzo dei nostri meravigliosi prodotti, ma anche un esempio veramente semplice di che cosa può essere una pizza vegetariana È veramente che stupenda dal punto di vista nutrizionale, ma anche dalla parte dell'occhio. Grazie. Bene, e sull'ultima goccia di olio extravergine d'oliva che va doverosamente sulla pizza, io Claudio ti restituisco la linea e poi dopo però qua ci ritroviamo perché come vi ho già anticipato, vedete quanti piatti ci sono qua davanti, li hanno preparati prima, però poi lui ce li racconterà. Linea a te Claudio. Una cucina quindi molto frizzante, ma noi ritorniamo qua in studio, in questo studio allestito dalla Greci per continuare a parlare del prodotto base, del pomodoro. Pomodoro che ha bisogno anche di innovazione varietale, no? C'è un rinnovamento in tanti campi. Nel settore del pomodoro, nel comparto del pomodoro, cosa bolle in pentola, Previati? L'innovazione varietale nel pomodoro da industria penso che sia tra le più importanti e atipiche del settore agricolo. C'è una proposta varietale annua esagerata che tiene in considerazione caratteristiche agronomiche, resistenze fitosanitarie, peculiarità di qualità delle bacche in riferimento al segmento di trasformazione che si vuole andare a portare avanti, tipo lo spessore di polpa, il grado Brix, il colore e quant'altro. Importante far passare un messaggio ai consumatori anche delle nuove tecniche di ricerca, cioè oggi viene chiamato con un acronimo CTEA, che sono procedure genetiche ma non invasive, nel senso che si accelera quello che potrebbe essere un processo naturale di ibridizzazione, per cui non è una forzatura, ma questo permette di accelerare tantissimo i termini di ricerca e di innovazione. Teniamo presente che oggi i prontuari varietali che utilizziamo contano circa 200 varietà ibridi a disposizione del mondo agricolo. Tantissime. Ghisoni, ma è il mondo della produzione, gli agricoltori che suggeriscono i prodotti, il tipo di pomodoro all'industria, o è l'industria invece che dà un input anche all'agricoltore perché ha bisogno di quel determinato prodotto? Sì, è una scelta che facciamo insieme. Noi siamo un po' leader di della qualità, siamo riconosciuti come un'azienda che trasforma e fa qualità. Per esempio noi l'anno scorso nel distretto c'è stato un Brix medio nel territorio di 4,8, il nostro era 5,13, perché curiamo e incentiviamo chi ha un Brix alto, chi ha un colore alto, chi ha queste caratteristiche. Il Brix è il tenore zuccherino, Il per i nostri amici telespettatori. Sì. Proprio così. Un'altra cosa che stiamo facendo, seguendo appunto tutta l'innovazione che la scelta varietale ci offre, ci aggiungiamo anche qualcosa di più. Per esempio noi siamo l'azienda al nord che fa più lungo, facciamo circa il 7-8% della nostra produzione, facciamo lungo e lo dedichiamo a un prodotto particolare che lo chiamiamo dolce miglio, no? E lo facciamo perché? Perché per fare un prodotto diverso, con caratteristiche qualitative un po' innovative. Oltre a quello abbiamo iniziato qualche anno fa anche a fare dei prodotti, dei pomodori colorati, a lavorare dei datterini, dei ciliegini, con una particolare tecnologia di trasformazione che poi il mio collega illustrerà. Bene, insomma, adesso abbiamo parlato, ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma naturalmente abbiamo ancora uno spazio in cucina, vediamo quali sono state le elaborazioni. Poi ci vediamo là.